Città blindata per la partita. Dopo le zone rosse istituite in occasione del derby contro il Padova, tornano per l'incontro che si svolgerà venerdì sera contro la Triestina alle 20 allo Stadio Menti. Un'ordinanza prefettizia che prevede 5 zone rosse interdette a violenti, da spati e pregiudicati in prossimità della stazione, Campomarzo, alcune zone del centro storico, Parco Città, a cui si aggiungono controlli mirati con personale delle forze dell'ordine potenziato a garanzia che tutto si svolga nella massima sicurezza per cittadini e tifosi. Più o meno secondo il modello della partita col Padova. Diciamo che la Triestina è un pochino meno pericolosa, non la squadra triestina per carità, la partita insomma è un pochino meno esposta rispetto storicamente a quella al derby fra Padova e Vicenza, però comunque sia merita la massima attenzione, quindi ci siamo mossi secondo lo stesso canovaccio che ha dato buona prova di sé. Siamo alle fasi finali del campionato, quindi come dire, i nervi sono più tesi, è bene insomma prevenire piuttosto che poi dover intervenire dopo. Anche la viabilità subirà delle modifiche attorno allo Stadio Menti in occasione della partita Vicenza-Triestina. Per ragioni di ordine pubblico sono previste alcune limitazioni del traffico aggiuntive rispetto a quanto disposto in via ordinaria durante le competizioni. In particolare, dalle 16 fino a cessate esigenze non sarà possibile parcheggiare nelle aree attorno allo stadio. Dalle 18 scatterà la chiusura di via Bassano e via Spalato. L'accesso alle due strade, oltre che a quelle che vengono sempre chiuse durante le partite, sarà garantito a residenti ed esercenti.